L'Olimpica Akragas è stata ospite del Pro Favara per un'amichevole del giovedì che è servita per mantenersi in forma in vista del rush finale di campionato. Giovanni Falsone da una parte e Giuseppe Balsamo dall'altra hanno avuto modo di schierare in toto tutti i propri organici. Ne è venuta fuori un'amichevole divertente e ricca di reti. Alla fine hanno vinto i giocatori akragantini con il risultato di 3-5. Per la compagine biancazzurra hanno segnato Sant'Angelo con una doppietta e poi Cimino, Paci e Castaldo. In prima categoria, dopo la vittoria ottenuta la scorsa domenica, il prossimo turno l'Empedolina gioca ancora fuori casa in derby con il Gemini, una sfida importante ai fini della classifica, sia per i Granata per l'alta classifica, appunto, che per i ragazzi della montagna per motivi decisamente opposti. Partita di cartello per l'Atletico Aragona che ospita la prima della classe e il Master Pro che mira a vincere il torneo, mentre l'Angelo Cuffaro di Raffadali sarà impegnato a Villarosa in una gara che si preannuncia difficile ed incerta. Anche per il Ravanusa si prospetta un turno molto difficile. La compagine ravanusana sarà impegnata infatti in casa dell'altra capolista, l'Armerina.